Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. È scontro tra maggioranza e opposizione dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla autonomia, che è stata giudicata costituzionale, quindi nell'alveo della Carta, lo hanno ribadito i giudici, ma con 7 punti che sono da ritoccare per illegittimità. Quindi a questo punto è uno scontro senza precedenti tra coloro che vedono il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Sentiamo come ci spiega questa fase veramente incandescente della riforma per l'autonomia differenziata Nicola Zanetti in questo servizio. Per la Lega il bicchiere è mezzo pieno, viene confermata la correttezza della legge sull'autonomia che nella sua interezza non è incostituzionale e quindi addio al referendum abrogativo. Ma gli oppositori, dal PD al Movimento 5 Stelle, parlano di riforma Calderoli smontata e sconfessata in modo netto. In mezzo c'è la Consulta, che se da una parte non ritiene fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge, considera però illegittimi ben 7 punti della riforma, di fatto accogliendo parzialmente il ricorso di Toscana, Puglia, Sardegna e Campania. È una questione di termini molto precisa. Per la Corte Costituzionale la legge nella sua totalità non viola i principi della Carta fondamentale dello Stato, ma in alcune parti sì. Tanto da notare che spetta al Parlamento colmare questi vuoti. Insomma, sarà il Parlamento a dover sanare i guasti che per la Corte evidentemente ci sono 7. Tra questi, secondo la Consulta, l'aver reso facoltativo piuttosto che doveroso per le regioni destinatarie di autonomia il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con un pericolo di indebolire i vincoli di solidarietà e unità della Repubblica. E ancora, bocciata la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a determinare l'aggiornamento dei LEP. Stop anche al conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei LEP sui diritti civili e sociali senza idonei criteri direttivi. No anche alla possibilità di modificare con decreto interministeriale le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Ma al di là delle bocciature, comunque importanti, la Corte rimette al centro il principio di sussidiarietà. Tuona la capogruppo del PD in Regione, Vanessa Camani. La Consulta ha di fatto smontato l'impianto della legge Calderoli, uno schiaffo per chi ha sempre parlato di svolta epocale. Rincara la dose il segretario veneto dei Dem, Andrea Martella. La Corte sconfessa la retorica delle 23 materie tutte e subito, sostenendo che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata in relazione alla singola regione. Dal canto suo Zaia sembra non fare una piega. Gli aspetti ritenuti incostituzionali, dice, saranno oggetto di attento monitoraggio da parte degli esperti della Regione, con l'obiettivo di garantire che l'applicazione della legge continui a rispondere alle esigenze dei veneti. Questa sentenza rafforza il nostro impegno. E per il segretario veneto del Carroccio, Alberto Stefani, i nodi sicuramente saranno sciolti, ma di fatto la legge resta in piedi. Gli esponenti dell'opposizione che festeggiano questa sentenza, avverte, non hanno capito che molto probabilmente dovranno dire addio al loro referendum. È molto probabile che si debba dire addio al referendum abrogativo. Intanto vediamo come ha commentato il ministro Calderoli. Rispettiamo la Consulta e valuteremo i correttivi. Legge sull'autonomia differenziata e conforme alla Costituzione hanno stabilito i giudici. Ieri sera a Focus abbiamo sentito un grande giurista, il costituzionalista veneto Mario Bertolissi. Sentiamo come ha commentato questa decisione della Corte. Può essere che la Corte abbia ritenuto di fare una sentenza di questo genere, io dovrei usare, avrebbe potuto la Corte anche dire rigetto le eccezioni prospettate delle 4 regioni perché l'interpretazione che si deve dare della legge Calderoli non è la loro ma è un'altra, e non avrebbe dichiarato delle incostituzionalità, invece dichiarerà l'incostituzionalità di alcune disposizioni, con il risultato che ci dovrebbe essere che la legge Calderoli, come i buchi, non è più la legge Calderoli relativamente alla quale è stato chiesto il referendum, e può essere che in dipendenza di questa sentenza cada il referendum abrogativo. Prima osservazione: non credo che questo sia un buon risultato per coloro che hanno promosso il referendum, perché in realtà viene sfilato dalle mani. Quello che la Corte dice è scritto negli atti difensivi della Regione Veneto.
la quale non ha mai condiviso le tesi delle 4 regioni ricorrenti, nel senso di dire tutto passa alle 15 regioni, lo Stato viene spogliato, nel modo più assoluto, tant'è vero che le trattative che sono cominciate addirittura con il governo Gentiloni hanno portato risultati ben diversi, figurarsi se i ministeri mollano tutto quello che hanno, anzi non mollano neanche quello che dovrebbero. Quindi quello che la Corte ci dice in termini a proposito delle materie e dei blocchi di materie, è quello che anche la Regione Veneto ha sempre saputo sostenuto nei suoi atti. Le cose più importanti sono quelle che riguardano i livelli essenziali delle prestazioni, perché sotto questo profilo la Corte osserva che bisogna che vengano fissati i principi e criteri direttivi, non si possono fare gli aggiornamenti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o decreti interministeriali, e nel fare questo comunque tenga presente che evoca 2 parole, tira fuori 2 parole, efficienza e responsabilità, che sono 2 parole che finiscono per mettere fuori gioco più di qualche regione che sappiamo essere non efficiente e certamente non guidata col senso delle responsabilità. Così il professor Mario Bertolissi, che fa parte della delegazione trattante. Vediamo uno dei tantissimi titoli usciti questa mattina. Il costituzionalista Ainis, dopo il verdetto della consulta, la legge è uno zombie. E Giorgia Meloni esulta, così evitiamo i referendum. Tra l'altro alle 13 avremo qui in studio in diretta il vice segretario nazionale della Lega, Alberto Stefani, che per l'autonomia si è speso e si sta spendendo moltissimo, così come anche il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Andiamo a Padova adesso in diretta perché c'è una manifestazione degli studenti, si è svolta una manifestazione degli studenti non solo a Padova ma in tutta Italia contro il governo. In diretta Chiara Gagliani con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Questa mattina erano le 9 quando gli studenti sia liceali, studenti delle scuole superiori sia universitari si sono dati appuntamento in piazzale Stazione. Il corteo si è poi snodato lungo le vie della città non senza creare qualche difficoltà al traffico. Erano circa 300, una protesta contro il governo Meloni, una richiesta forte di attenzione al mondo della scuola e della formazione. Tanti studenti indossavano un simbolo rosso, un fazzoletto, avevano appunto un segno rosso sul volto, simbolo di unità, studenti tutti insieme per protestare. Tra i temi in discussione anche il DDL sicurezza che impedirebbe alcune forme di manifestazione, compreso corteo simili a quelli che abbiamo visto oggi. Allora io vi lascio alle interviste che abbiamo raccolto all'interno del corteo, alle immagini di questo corteo che si è snodato lungo le vie della città, dalla stazione è arrivato al portello, circa 300 gli studenti presenti. Ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica, poi la linea può tornare allo studio. Perché siete qui oggi? Oggi siamo qui in un corteo di opposizione al governo come studenti e studentesse per dire che siamo stanche e di vivere sotto un diritto allo studio che non è assolutamente tutelato, che non tutela la nostra salute mentale, di fronte a un governo che chiaramente non ci vede come una priorità. Violenza dettata da necessità oggettiva, quella di poter campare. Il 17 è anche la giornata nazionale delle studente e quindi il 15 era il primo giorno utile, abbiamo deciso che era necessario scendere in piazza. Una particolarità però che stiamo continuando a ripetere di questo corteo perché ci sembra fondamentale è quella che siamo riuscite a far sì che si desse un corteo compatto di 2 realtà che sono il coordinamento studenti medi e la rete degli studenti medi, che anche seguendo il contesto che si è dato per quanto riguarda anche il dissenso rispetto al DDL sicurezza, che è un percorso compatto e collettivo che mette insieme tante realtà e tante istanze per dire un no netto a questo governo. Nasceva il principio come un'opportunità e una sorta di orientamento al mondo del lavoro. Sul volto
Veneto hai 2 segni rossi. Sono un segno di lotta anche un po' figurativo, con il rosso che può ovviamente cambiare anche valore che gli dai in base alla piazza, se è un femminicidio magari rappresenta il sangue delle nostre sorelle che vengono uccise, o se no il sangue delle studente che stanno morendo davanti alle scuole e dentro le scuole per colpa di questo sistema. Il simbolo rosso, il fazzoletto rosso, noi ci facciamo chiamare la generazione del fazzoletto rosso, abbiamo scelto questo simbolo e i simboli sulla nostra faccia lo richiamano perché abbiamo scelto un simbolo che prima di tutto rappresenta il fatto che come studenti e studentesse siamo uniti e soprattutto il fatto che appunto siamo stanchi e vogliamo far sentire la nostra voce. Siete uniti a tante piazze d'Italia. Sì, oggi siamo in piazza in tutta Italia come rete degli studenti medi e come molte altre realtà, proprio per dimostrare che gli studenti e le studentesse sono unite. Ed è davvero drammatica la situazione per 226 dipendenti del Fondaco dei Tedeschi, che è un polo del lusso proprio nel cuore di Venezia, vicino a Rialto, che sarà smantellato, nel senso che cessa l'attività e arriveranno quanto prima le lettere di licenziamento. Sentiamo Lorenzo Maia. Una perdita accumulata nel tempo di 100 milioni di euro. La notizia è piombata pesante come una scura all'improvviso. DFS, colosso del lusso con sede principale ad Hong Kong in Cina, che gestisce spazi e attività commerciali anche in Italia e a Venezia, al Fondaco dei Tedeschi, nel cuore del centro storico, ha fatto sapere per questi motivi di non essere più intenzionata a rinnovare il contratto di locazione per la gestione di spazi e attività commerciali quando questo scadrà a settembre 2025, perciò tra meno di un anno. Una vera e propria doccia gelata che, se non verrà modificata, mette a rischio il futuro di quasi 230 dipendenti. Siamo molto preoccupati, siamo anche amareggiati per la scelta di DFS e per il modo con cui ce l'hanno comunicata. Il Comune di Venezia ha già convocato le organizzazioni sindacali e condividerà con loro eventuali percorsi insieme anche alla Regione Veneto per arrivare a tutelare al massimo i diritti dei lavoratori e evitare che questa soluzione assuma i contorni drastici così annunciati. DFS è stata fondata in Cina nel 1960 e ha spiegato in una nota di essere arrivata a questa decisione dopo un'attenta valutazione. Le procedure di licenziamento collettivo sono partite con una lettera in regione. Le attività oggi insediate continueranno a lavorare fino al primo semestre del 2025, poi gli ultimi mesi saranno concentrati soprattutto sulle operazioni di disallestimento. Insomma, una smobilitazione a pieno titolo, se non arriverà una mediazione tra il gruppo, sindacati e enti locali. La parte governativa, il governo farà la propria parte, alzando la voce con chi in questo momento si sta comportando in questo modo nei confronti di uno dei simboli della nostra città. DFS ha motivato questa decisione così drastica sostenendo che questo modello produttivo in Europa non funziona come in Oriente e le attività sarebbero in costante perdita. Molto preoccupato anche Nicola Pegoraro della CISL. Noi abbiamo già richiesto urgentemente con Filcams e Wiltux un incontro urgente al Comune di Venezia per far sì di prendere tutte le iniziative necessarie per dare a queste persone che perderanno il lavoro almeno degli ammortizzatori sociali. Invece ci sono notizie positive per i lavoratori della Berco, che ha ritirato i 480 licenziamenti previsti firmando un accordo al tavolo ministeriale. 2 tavoli di crisi, Veneto e Emilia-Romagna in campo, e un tavolo ministeriale, il secondo, che questa volta ha dato i frutti sperati. Berco ha ritirato i 480 licenziamenti del sito produttivo di Copparo Ferrara dopo aver sospeso i 150 licenziamenti del sito di Castelfranco Veneto. I sindacati da parte loro hanno ritirato il ricorso presentato in sede giudiziaria lo scorso 17 ottobre. È un cappio che si allenta, così ha definito la firma dell'accordo di questa mattina a Roma Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, presente in videocollegamento. Una vittoria dei sindacati per le azioni messe in campo e dei lavoratori che in massa hanno partecipato alla mobilitazione, scrive in una nota la Fiaum CGIL. Per la Regione del Veneto presenti l'assessore al lavoro Valeria Mantovan, i rappresentanti dell'unità di crisi aziendale di Veneto Lavoro e della direzione lavoro regionale. Noi ci auspichiamo che in questo lasso di tempo si possa veramente e concretamente addivenire a un percorso condiviso che permetta all'azienda di superare questo momento di difficoltà e ai lavoratori di avere la certezza di non perdere il posto di lavoro. Da parte nostra la Regione Veneto è assolutamente a disposizione.
Si apre così una nuova fase di confronto con l'azienda per individuare soluzioni condivise ed assicurare una prospettiva di lungo periodo che mantenga entrambi i siti produttivi. Il Ministero si è detto pronto a sostenere ogni iniziativa di rilancio industriale dell'azienda. Soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni oggi per il grande gioco di squadra messo in campo. È un piccolo passo in avanti positivo. In attesa del prossimo incontro del 25 di novembre, l'auspicio è che le parti sindacali e l'azienda siano in grado di determinare quell'interesse generale, cioè di tutelare i lavoratori e la continuità dell'azienda stessa. Il dialogo tra azienda e sindacati proseguirà in sede aziendale. Sindacati, regioni, enti locali ed una rappresentanza di Berco torneranno ad incontrarsi a Roma il prossimo 25 novembre. Senza fine la serie di incidenti stradali, il più delle volte mortali. Una donna di Mogliano Veneto, Egle Orzan, 77 anni, è stata investita ieri pomeriggio a Trieste, al bivio di Barcola. È stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Cattinara ed è deceduta poche ore dopo il ricovero. Era un'esule istriana, Egle Orzan, la 77enne residente a Mogliano Veneto, investita ieri sera al bivio di Barcola sulla riviera di Trieste da una Ford Fiesta con al volante un 89enne triestina. La donna, legatissima al capoluogo giuliano, dove aveva trascorso un periodo da profuga 3 anni prima del trasferimento in Veneto, è morta ieri sera all'ospedale di Cattinara. Il devastante impatto con la vettura mentre stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali gli ha provocato un gravissimo trauma cranico e delle fratture in diverse parti del corpo. La donna aveva perso i sensi, era stata intubata sul posto dai sanitari del 118, poi si era temporaneamente ripresa. All'ospedale di Cattinara è stata sottoposta a un TAC, ma subito dopo ha accusato un nuovo arresto cardiaco che le è risultato fatale. Condivideva la sua origine istro-dalmata con il marito, con lui aveva cresciuto a Mogliano le 2 figlie, Michela e Raffaella, che li avevano resi nonni. Era sempre rimasta legata al ricordo drammatico dell'esodo. Proprio per questo partecipava ogni anno il 10 febbraio al giorno del ricordo ed era stata fra i promotori anche della cerimonia organizzata in quell'occasione in piazza Caduti a Mogliano, con la deposizione di una corona d'alloro ai piedi della lapide in memoria dei martiri delle foibe. È morta nella città della Bora, la più vicina alle sue terre d'origine, ormai da tempo oltre confine. Servizio di Marco Stabile, che è il caporedattore della nostra redazione di Trieste. Ma adesso torniamo a Treviso, perché i dati riguardanti gli incidenti stradali ovviamente parlano di come era facile immaginare, un fortissimo aumento dei sinistri. Andiamo in diretta da Christian Arboet. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Simone Merlo, che sta curando la parte tecnica. È una contabilità, una triste contabilità che si aggiorna giorno dopo giorno. Parliamo di 54 vittime soltanto nella Marca trevigiana dall'inizio dell'anno. Sono 6 in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Per fare il punto della situazione, per lanciare una nuova stagione di mobilitazione, è in corso proprio qui al Sant'Artemio una conferenza di presentazione dei dati di risultati, ma anche delle azioni che si intendono portare avanti. In questo momento sta parlando il consigliere delegato alla sicurezza stradale Roberto Fava. Dicevamo uno stillicidio di incidenti, soltanto nel mese di novembre ce ne sono stati 2 di mortali, il primo a Resana in viale Venezia, il secondo pochi giorni fa. Eravamo sul posto in via Guizza a Covolo di Pederobba, poi appunto la signora di ieri a Trieste. Tra l'altro sempre ieri sera c'è stato un grave investimento a Revine Lago, un uomo di 72 anni investito da un'auto che si trova in ospedale a Conegliano. La fotografia, qui con me, li saluto e li ringrazio, ci sono sia il Presidente della provincia Stefano Marcon che il Direttore Generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Presidente Marcon, partiamo da questa fotografia, che è una fotografia tragica, 54 morti dall'inizio dell'anno. Bisogna essere precisi però, perché i dati dicono che erano 48 ad ottobre e 52 ad ottobre, siamo già a novembre e purtroppo si sono aggiunte queste 2 vittime, perché poi uno dei momenti appunto per i quali ci si trova è per cercare di rendere in linea tutti i dati. Comunque purtroppo sì, il trend è in aumento, questo induce
fare delle riflessioni sulle strategie da mettere in atto per poter sensibilizzare le persone, gli utenti della strada, che poi sono coloro che provocano e patiscono gli incidenti. La strada, lo si dice sempre, nasce sicura, è il suo utilizzo che poi provoca questi drammi. Si evince anche quest'anno purtroppo che la maggior causa della incidentalità è la distrazione, quindi è direttamente collegabile all'utilizzo dello smartphone, e rispetto a questo bisogna continuare a lavorare, a far formazione ai ragazzi. Continueremo noi come provincia su quel programma già fatto l'anno scorso, che ha visto coinvolti 5.000 ragazzi degli istituti delle scuole superiori della provincia di Treviso. Ad oggi sono 2.000, entro il termine dell'anno scolastico contiamo di aumentarlo quel traguardo raggiunto l'anno scorso. Il dato esatto è il 29%, quindi 3 incidenti su 10 sostanzialmente sono causati dalle distrazioni dovute allo smartphone. È così purtroppo, come si evince che gli over 60 sono quelli maggiormente coinvolti in questa incidentalità, segue a ruota gli under 30. Bisogna che tutti abbiano la consapevolezza che quando si guida si guarda la strada e nient'altro. Uno dei pochi aspetti positivi, e poi andiamo dal direttore Benazzi, è che il 97% delle persone nella Marca trevigiana utilizza le cinture di sicurezza. Rispetto a una media nazionale dell'86. Questo è un segnale che ci dice che far formazione si arrivano poi a cogliere quegli obiettivi. Utilizzare la cintura di sicurezza salva la vita. Direttore Benazzi, l'ULSS 2 della Marca trevigiana per la prima volta ha calcolato che gli incidenti stradali nel biennio 2020-2022 sono la prima causa di anni di vita perduta tra gli uomini e la sesta causa tra le donne. È un dato impressionante, forse inedito. Sì, è un dato impressionante, anche perché non era mai stato calcolato. Devo dire che sono tantissimi anni, abbiamo tenuto come riferimento i 75 anni come tetto massimo e abbiamo fatto la differenza, e sono tantissimi anni che vanno a incidere anche come costi sociali, cioè come costi che poi si ribaltano sulla cittadinanza, tenendo conto che anche i costi sociali compresi, quindi ovviamente tutta una serie dagli interventi sanitari per finire ovviamente alla perdita del lavoro, sono circa, nella nostra provincia nel 2023 li abbiamo calcolati 234 milioni di euro, quindi è un peso straordinario che la comunità, ovviamente sia dal punto di vista umano e affettivo ma anche economico, deve subire. Per ogni persona che perde la vita i costi sociali aumentano fino a 1.800.000 euro. Assolutamente sì, un incidente mortale, arriviamo a questa cifra, ma dobbiamo tener conto anche dei costi umani, di costi legati ovviamente alla sofferenza della persona, della famiglia che ovviamente subisce questo incidente mortale. Quindi diciamo, la mobilitazione deve rimanere permanente, se questi sono i dati, se questi sono i numeri. Assolutamente sì, io ringrazio la rete, le forze dell'ordine, la provincia e ovviamente la prefettura e questa rete che effettivamente porta avanti questa problematica che esiste, è ancora forte, ma insieme sono convinto riusciremo a far passare il messaggio di ridurre o addirittura annullare queste morti che sono veramente violente. Grazie direttore generale Francesco Benazzi, grazie Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso. Adesso si è ultimata e finita la conferenza stampa. Con Simone Merlo continueremo appunto ad approfondire questo fenomeno, questo tema che chiaramente è sempre purtroppo all'ordine del giorno. Per il momento dal Sant'Artemio è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboidi e a Simone Merlo. Intanto sono state chiuse le indagini sul tragico incidente stradale che è costato la vita a Valentina Urli. Era il giorno di Pasqua quando la donna era rimasta gravemente ferita nell'auto uscita di strada guidata dal compagno, che è indagato per omicidio stradale aggravato e procurato aborto. Sentiamo da Padova Chiara Gaiani.
La giustizia sta facendo il suo corso e nel tragico incidente stradale avvenuto la mattina di Pasqua a Padova si profilano delle possibili responsabilità. Da qui l'avviso di garanzia che ha raggiunto Giulio Stoppa, 27 anni. Era lui alla guida dell'auto uscita di strada dove viaggiava al suo fianco la compagna Valentina Urli, 33 anni, incinta al 5° mese, morta 4 giorni dopo in ospedale a Padova per le tragiche ferite riportate. Con lei nessuna possibilità neppure per la bambina, figlia della coppia, che la donna, originaria di Tarcento nell'Udinese, portava in grembo. Dopo mesi le indagini sono chiuse e Giulio Stoppa è stato raggiunto da un avviso di garanzia con l'accusa di omicidio stradale aggravato e procurato aborto. L'ipotesi su cui gli inquirenti sono al lavoro è che tra le cause della terribile uscita di strada avvenuta nella rotatoria tra Corso Stati Uniti e via Messico a Padova, mentre la coppia che viveva a Tre Baseleghe andava ad Adria per il pranzo di Pasqua in famiglia, ci sia la velocità del veicolo condotto dal giovane. I rilievi all'epoca erano stati fatti dagli agenti della polizia locale. La parola passa adesso alla difesa. Scaduti i termini, la procura potrebbe chiedere per il 27enne il rinvio a giudizio. Davvero ha suscitato molte polemiche la decisione di un albergatore del Cadore di rifiutare turisti israeliani. Ha pubblicato un post in cui dice: non siete graditi perché siete colpevoli di genocidio. Vediamo il servizio di Tiziana Bolognani. Servizio di Tiziana Bolognani da Belluno. Grazie. La vicenda, resa nota dal sito della comunità ebraica di Milano Bet Magazine Mosaico, purtroppo è confermata, ci dice al telefono Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno, che si dissocia totalmente dall'atto e dalla persona che l'ha compiuto. Quel che è successo era chiuso in questo messaggio di risposta che Patrick Ongaro, titolare dell'omonimo Garnia Selva di Cadore, ha inviato nella pagina delle prenotazioni a un gruppo di potenziali clienti interessati a soggiornare nella struttura circondata dalle Dolomiti. Informiamo che gli israeliani, quali responsabili di genocidio, non sono clienti ben accetti nella nostra struttura. Pertanto, viene aggiunto, qualora vogliate cancellare la vostra prenotazione sarete felici di farlo e altrettanto lo saremo noi di offrirvi una cancellazione gratuita. Il tempo di un battito tale che nel paese e nel mondo si è scatenato un uragano. I24 News, sito di informazione francese, è fra i primi a ribattere la notizia dell'ANSA e a cascata il caso dell'albergatore di Selva di Cadore ha conquistato le prime pagine dei quotidiani nazionali e internazionali. La condanna è unanime, contattata, risponde con amarezza l'ex prima cittadina di Selva, Silvia Cestaro. Io mi dissocio completamente da quanto è stato detto dalla struttura in questione e dal gestore, perché non fa parte né della mia persona e tantomeno del modo di agire di chi abita e opera in Selva di Cadore nella provincia di Belluno. Turbato e allibito perché il Veneto non è questo, scrive il presidente della regione Luca Zaia. Un grave episodio di razzismo per il senatore e segretario veneto Dem Andrea Martella. La cultura dell'accoglienza non tollera simili comportamenti, riferisce il presidente della provincia Roberto Padrin. Il telefono di Patrick Ongaro risulta irraggiungibile, ma tramite social il titolare del Garni fa sapere di essere stato minacciato da un ente israeliano non ben definito per essersi rifiutato di accogliere turisti israeliani. La cosa non mi spaventa e dimostra che se tutti facciamo qualcosa nel nostro piccolo possiamo fare la differenza, scrive. A fare la differenza saranno a stretto giro le contromisure che domani potrebbero essere assunte da Federalberghi Veneto. Nel nostro marchio, spiega De Cassan, c'è scritto l'ospitalità italiana, sottinteso a chiunque, a prescindere da dove uno venga. Non è quello il modo di accogliere, al di là di quello che è il pensiero personale, c'è anche modo e modo di rispondere e soprattutto un'attenzione comunque alle persone. A Selva di Cadore, poco meno di 500 abitanti, la comunità ebraica è presente e non ci sono mai stati problemi, dice Cestaro. Resta sullo sfondo ma presente e documentato l'orrore per ciò che sta accadendo da oltre un anno in Medio Oriente. Non si deve giudicare una persona solo perché appartiene a un popolo, questo è forse un po' quello che si può dire tirando le somme di tutto quello che è avvenuto. Certamente la situazione tra Israele e Palestina è una situazione molto molto delicata. Personalmente quello che posso dire è che forse bisognava fare un passo verso il riconoscimento della Palestina un po' di tempo fa e provare ad accompagnarli verso un percorso di convivenza più serena.
Abbiamo parlato ieri sera a Focus, ovviamente. Sentiamo il commento di Marzio Favero, consigliere regionale della Lega. Dovremmo deporre ancora una volta gli arsenali ideologici del Novecento, perché gli arabi sono a loro volta semiti e quindi non è uno scontro fra semiti e antisemiti, è uno scontro che invece ha i colori di carattere politico ma la sostanza che invece è ideologica. Si tratta di odi che vengono coltivati e distillati e che si traducono in un cortocircuito terribile, perché le autorità internazionali hanno dimostrato di non essere in grado di intervenire. Non l'ONU, che ormai è un ente inascoltato, non l'Europa, che non è in grado di dimostrare a tutt'oggi una soggettività politica autonoma. Siamo comunque sotto l'ombrello della NATO, abbiamo le basi militari americane in casa e quindi facciamo i conti con una superpotenza che negli ultimi 30 anni ha dimostrato di puntare alla destabilizzazione dei territori che sono problematici al fine di conservare il suo ruolo di impero, perché di questo stiamo parlando. Adesso purtroppo scontiamo il fatto che oltre a questo impero ce ne sono altri che stanno affiorando, come quello della Federazione Russa piuttosto che della Cina. Vi ricordo le parole di un grande federalista e padre del pensiero europeista, Altiero Spinelli, che diceva che persino le democrazie, quando si entra nella dimensione della politica internazionale, si comportano da predatori. Questo era il professor Marzio Favero ieri sera a Focus. Andiamo avanti con la cronaca, un fatto gravissimo, gravissimo a Padova, perché due ragazzi puntavano i coltelli alla gola delle loro vittime, anziani e disabili, li minacciavano di mutilazioni e scappavano con pochi spiccioli o le fedi strappate dalle dita. Almeno 4 le rapine messe a segno da questi delinquenti nell'Alta Padovana sono stati arrestati. Uno era minorenne all'epoca dei fatti. Non vi è proporzione tra la violenza usata e l'efferatezza usata nei confronti di queste persone e il profitto che hanno ottenuto questi criminali, perché parliamo di 2 giovani che per pochi spiccioli, quindi per qualche oggetto di oro, fede nuziali, entravano con la forza nelle abitazioni, minacciavano queste persone di morte con oggetti appuntiti, con coltelli. Usavano violenza anche fisica nei confronti di queste persone e non c'era pietà per nessuno. Agivano con una brutale violenza i 2 giovani italiani nati in Lombardia ma di fatto senza fissa dimora, arrestati dai carabinieri. Rapina, furto, tentato furto in abitazione sono i capi di imputazione per un 27enne e un 18enne che all'epoca dei fatti non era ancora maggiorenne. Una lunga serie di reati alle spalle, la crudeltà era il biglietto da visita di almeno 8 furti e rapine commessi in provincia di Padova, 5 nell'Alta Padovana tra maggio e giugno. Il 29 giugno l'arresto a Castelfranco Veneto, mentre i 2 fuggivano dopo gli ultimi furti a Carmignano di Brenta e Fontaniva. Uno schema operativo consolidato. Abbiamo dimostrato che il loro schema di agire era preordinato, studiato, nulla veniva lasciato al caso. In particolar modo i 2 soggetti sceglievano obiettivi all'interno di quartieri residenziali, avendo cura sempre di individuare le persone più fragili nei pressi delle abitazioni. E una volta approcciate con una domanda assolutamente pretestuosa, cercavano di capire se la persona fosse effettivamente isolata, quindi senza nessun parente nei pressi o nelle vicinanze dell'abitazione. Facevano rientrare in casa la vittima, poi l'escalation di violenza. Sfondando le finestre o le porte si lanciavano addosso a queste vittime inermi, persone assolutamente fragili, senza avere cura assolutamente della loro condizione, cercando di portare via tutto ciò che riuscivano a trovare. Vittime che venivano poi bloccate anche in modo assolutamente efferato, persone disabili o con gravi difficoltà cognitive dovute anche all'età, che venivano afferrate per il collo o per le braccia e strattonate per tutto il tempo. Quindi naturalmente con dei danni e anche con delle ferite a livello psicologico che perdurano nel tempo. Un'indagine difficile quella condotta dai carabinieri della compagnia di Cittadella. I 2 usavano infatti auto intestate a prestanome ed erano molto mobili in tutto il nord Italia. Difficile anche l'ascolto delle vittime, che spesso non erano riuscite neppure a chiedere aiuto e venivano trovate molte ore dopo sotto shock dai figli. Dai carabinieri ancora un appello.
Fare attenzione a chi si ha davanti, cercare sempre di riconoscerlo, non fidarsi mai delle apparenze, accertarsi bene della persona, deve essere una persona che si è già vista, una persona conosciuta, se si hanno dei dubbi chiamare sempre il 112. Nuovi rilievi al nightclub di Piove di Sacco, dove a fine ottobre, ricorderete, era stata ritrovata morta una neonata. Il giudice e i carabinieri per ore hanno setacciato il locale. Nuovo sopralluogo al Serale Club di Piove di Sacco, dove la notte tra il 28 e il 29 ottobre la ballerina italo-brasiliana Melissa Russo Machado ha partorito una bimba poi trovata morta nel water dell'abitazione in cui la 29enne risiedeva. L'accusa è di infanticidio per la donna, attualmente agli arresti domiciliari a casa dei genitori in Puglia, a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. 6 ore di ispezione da parte dei carabinieri e del pubblico ministero Sergio Dini, che coordina l'inchiesta per dare concretezza alle prove raccolte sull'infanticidio e capire se il locale notturno fosse un nightclub o esercitasse anche prostituzione. Quella drammatica notte il corpicino della bimba fu recuperato dai soccorritori del SUEM, annegato nel bagno dell'appartamento al primo piano, usato come alloggio dalla 29enne. Gli inquirenti hanno cercato di ricostruire la dinamica della vicenda. La donna avrebbe partorito sul water lasciando cadere la neonata nella tazza per poi tirare più volte lo sciacquone. Tuttavia, il GIP Domenica Gambardella sarebbe convinta di un'altra ricostruzione. Melissa avrebbe partorito nel letto, gettando la neonata in un secondo momento nel water. Dai rilievi però emergerebbe che sul letto non ci siano abbondanti tracce di sangue compatibili con il parto. Per l'indagine che riguarda la prostituzione, gli inquirenti hanno trovato preservativi che farebbero ipotizzare incontri a pagamento. Servizio di Francesco Ratai. Adesso andiamo a Treviso per il quartiere del Piave bersagliato dai ladri. A Falzè i malviventi sono entrati nella canonica del paese, dove vivono 4 inquilini, tra cui un giudice di pace e 2 guardie giurate. Uno di loro era in casa al momento della razzia. Rubati 2.000 euro e una testimonianza che vi facciamo ascoltare. Io ringrazio Dio che sono arrivato a casa e non me li sono trovati davanti, ero in divisa, non so la reazione mia in quel momento, ringrazio Dio che è andata così, basta. Altrimenti? Altrimenti non lo so. Guardia giurata di professione, il rientro a casa ancora in divisa, il potersi trovare faccia a faccia con i ladri fa scattare il pensiero a come avrebbe potuto reagire, il timore di aver potuto nella rabbia e nella paura imbracciare l'arma d'ordinanza. Il cane che abbaia fortissimo da qualche minuto. Giù c'era il mio coinquilino Giorgio che stava guardando la televisione, a un certo punto ha sentito i cani, qua c'è Zora, soprattutto lei, che abbaiava insistentemente. Sembrava che abbaiassero al vento, invece abbaiavano verso la camera qua. Portati via 2.000 euro in contanti custoditi da uno dei 3 inquilini che con Nereo vivono nella canonica di Falzè di Piave. Erano da poco passate le 20:30. Quando sono arrivato mi sono spogliato della veste e della divisa, ho aperto la porta e Zora insisteva in questa zona ad abbaiare. Io ho detto va bene, i ragazzi sanno che sono arrivato, non corre che devi abbaiare. Erano ancora qua. Hanno cominciato qua, questo cassetto, poi sono entrati nella stanza del mio coinquilino Michele. Praticamente hanno aperto questi cassetti, questi qua, e qua c'era il denaro dove Michele l'ha custodito perché domani doveva andare in ferie. Forzato l'oscuro che chiude la porta della canonica di via Piave che affaccia direttamente sulla strada principale, fuggiti dal retro saltando dalla finestra del secondo piano. C'è anche il vetro. Sono scesi qua, là c'era un vaso di fiori, l'hanno buttato a terra, hanno spaccato il vetro e... Sospetti ce ne sono tanti, mi hanno detto oggi i compaesani che hanno visto da 2 giorni una macchina, un'Audi nera ferma davanti al cancello del retro che osservava l'abitazione. Scattata la denuncia ai carabinieri, quello che è certo è che i soldi rubati non torneranno indietro. Hanno agito probabilmente in 3, un palo e 2 agili scassinatori. La fiducia è riposta nelle indagini delle forze dell'ordine, ma resta la rabbia. Penso che siamo stati osservati, sì. Sono entrati in casa mia,
hanno violato la mia privacy soprattutto, e in quel momento non so l'Embolo come va. L'Embolo come va? Da Valdobbiadene a Fara di Soligo i sindaci dell'Alta Marca che si sentono assediati e chiedono alla prefettura maggiori forze dell'ordine in campo. Lo sfogo del sindaco di Fara, Mattia Perencin. Dei movimenti sospetti, una macchina che si aggira avanti e indietro, un allarme che suona. Strada di Guia, all'imbrunire i ladri sono entrati in un'abitazione e poi fuggiti. Allertati dai rumori, i residenti della via hanno subito chiamato i carabinieri che, nonostante la tempestività, non sono riusciti a intercettare la banda. È la cronaca dell'ennesimo furto nel quartiere del Piave. Si alza la voce dei sindaci esasperati che non sanno come contrastare un fenomeno ormai dilagante. Ci troviamo in difficoltà e anche inermi. Il sindaco si è già mosso sollecitando la prefettura. Nei prossimi giorni lo farà in maniera formale per chiedere una maggiore presenza all'interno di tutta la pedemontana, non solo Valdobbiadene ma tutti i comuni da Segusino fino a Vittorio Veneto si trovano in questa situazione. Solo di qualche giorno fa le immagini delle telecamere di videosorveglianza immortalavano i ladri che entravano e uscivano indisturbati dalle case. Dalle amministrazioni dei comuni dell'Alta Marca si alza un grido d'aiuto a governo e prefettura. La sola polizia locale e le forze messe in campo non sono ad ora sufficienti. Chiediamo l'intervento dei carabinieri che sono già presenti e stanno monitorando il territorio. Purtroppo la sola stazione di Valdobbiadene, Col San Martino, Cison e Vittorio col personale attuale non è sufficiente. Il comune di Valdobbiadene ha installato un portale di lettura targa a tutti gli accessi del paese, di modo che qualsiasi veicolo che entri con targhe sospette, segnalate rubate o d'altro, allerta automaticamente gli uffici competenti, di modo che si possa cercare di avvisare in caso entrino veicoli sospetti. Più controlli e maggior certezza della pena è quello che chiede con un comunicato ufficiale una lettera di appello che somiglia più a uno sfogo, quello del sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perencin. Questa ormai è un'emergenza. Qui siamo in mezzo a dei banditi, ormai anche senza scrupoli, nel senso che si fanno anche vedere dalle telecamere nonostante siano comunque bardati con cappellini e maschere, quindi non hanno proprio neanche più nessuna remissione. Il mio vuole essere un appello affinché ci sia una maggior certezza della pena. Non è possibile che queste persone rimangano impunite perennemente. Quindi questa gente, se viene beccata in flagranza di reato, deve condannare e scontare la pena. Oggi in regia ci sono Tony Esposito e Italo Morao. Andiamo avanti ancora con i furti. Cresce la preoccupazione anche nel Bassanese, perché furti a raffica da settimane. Nel mirino ora anche la zona di San Giuseppe. Ladri sempre più scatenati nel territorio bassanese. È senza fine l'ondata di furti che si sta registrando ormai da un mese. Banche assaltate e tante abitazioni visitate dai malviventi che cercano in particolare denaro contante e gioielli. Dopo i 2 furti messi a segno in via Papa Paolo VI a Cassola, i ladri si sono spostati a San Giuseppe. Si muovono nell'oscurità, soprattutto nella fascia oraria tra le 6 e le 9 di sera. Si arrampicano sulle grondaie per salire ai piani superiori delle case, forzano i serramenti ed entrano in alcuni casi, come è successo a Tezze sul Brenta, anche se i proprietari sono in casa. Nei gruppi social stanno girando dei fotogrammi, potrebbero essere ladri in azione dentro un appartamento, persone riconducibili a quelle segnalate nella Golf grigia. Rimane nel mirino dei malviventi anche il territorio di Tezze sul Brenta. Su Facebook continuano le segnalazioni di persone sospette, incappucciate, come è successo tra via Bandi e via Oriana Fallaci. Alcuni comuni si stanno attivando per avviare il controllo di vicinato, mentre i sindaci raccomandano ai cittadini di segnalare qualsiasi movimento sospetto alle forze dell'ordine. Ed ora siamo collegati telefonicamente con il procuratore Antonio Foiadelli, che saluto e ringrazio. Buongiorno procuratore. Buongiorno a voi tutti. Grazie molte per essere con noi. Oggi alle 18 l'Associazione Treviso Cultura, di cui il dottor Foiadelli è presidente, tiene un incontro aperto sul tema la violenza oggi nella famiglia e nella società.
alle 18 al Fogher a Treviso nella sala conferenze. Interverranno Antonio De Lorenzi, sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Venezia, Franca Darè, psicologa, Isidoro Grammauta, commissario capo della Polizia di Stato, Mariano Maggiotto, parroco e docente del Liceo Classico Collegio Vescovile San Pio X di Treviso, e Roberto Garuffi, medico legale, vicepresidente della Fondazione Unione Sportiva Petrarca. Davvero il tentativo di approfondire, dottor Fojadelli, un problema gravissimo che riguarda in genere ragazzi, ventenni e le loro famiglie. Ma sì, in effetti il nostro tentativo, che come ho detto già alla presentazione dell'associazione, era un programma semplice ma nello stesso tempo ambizioso, come dire che vorremmo riuscire a fornire un esempio di come si possono discutere le cose sedendosi intorno a un tavolo, senza urlare, senza che nessuno abbia la verità in tasca o sia portatore delle idee di un partito, di una parte o dell'altra, e cercare innanzitutto di analizzare le cause, le caratteristiche di un problema e poi, per quanto è possibile, umanamente possibile, cercare di vedere quali possono essere i rimedi, tenendo conto, come sempre si dice, che a problemi complessi non esistono soluzioni semplici. Comunque l'importante è discuterne in maniera pacata e soprattutto senza pregiudizio. Ecco, dottore, in questi anni ovviamente c'è stato il periodo del Covid, molti ragazzi chiusi in casa, e si attribuisce a questa fase, reazioni appunto che poi portano a fatti di cronaca anche gravi, e si aggiungono anche i problemi collegati ai social, no? all'abuso di social e della rete. È anche questo, secondo lei, che determina questa certe esplosioni di rabbia? Prego. Certamente sì, sicuramente il Covid ha fatto del male a tutti quanti noi, non solo sul piano sanitario ma anche sul piano psicologico, mentale, oserei dire. Certamente tutte queste sono concause e che non sono esclusive a determinare il fenomeno, ma certamente vanno tenute in considerazione. Quello che io personalmente penso è che ciò nonostante noi siamo uomini dotati di cervello e di ragione, e su questo terreno dobbiamo confrontarci e soprattutto tentare di risolvere problemi di tale gravità, e anche perché problemi di questo tipo non appartengono solo alla sfera individuale ma alla sfera collettiva, quindi ai compiti di quello Stato al quale noi ci affidiamo per la nostra sicurezza, per la nostra disciplina e così via. Un'ultima domanda, procuratore. Ci sono spesso atti di bullismo nelle scuole, ne ha parlato l'altro giorno a Mestre il ministro dell'istruzione e del merito Valditara. Si attribuisce la famiglia, la mancanza di attenzione e di educazione nei confronti di ragazzi che poi sono protagonisti di questi episodi. Guardi, dobbiamo dire le cose, perlomeno essere sinceri con noi stessi. Non c'è alcun dubbio che le fondamentali agenzie educative, questo non è una novità, sono innanzitutto la famiglia, poi la scuola. Ed è chiaro che c'è una grave carenza. Io mi riferisco a un recentissimo articolo di Marcello Veneziani uscito sulla Verità, in cui si dice appunto che l'educare impone, esige a volte anche il suggerire, dire di no, e invece viviamo in un mondo dove educare, consigliare, seguire sembra quasi un affronto all'indipendenza della personalità. Non è così. Le persone che sono più fragili, che hanno bisogno di aiuto, come il figlio ha bisogno dell'esempio dei genitori, sono ancora cose validissime oggi come ieri. Certo, però ci vuole anche un richiamo, il senso della responsabilità. Cioè, noi viviamo in un mondo dove siamo in tanti e dove, se non abbiamo regole, se non le rispettiamo, diventa un mondo assolutamente invivibile. Questo è un concetto che deve essere assorbito anche a livello educativo e soprattutto anche dai giovani.
Dottore, grazie molte, grazie, buon lavoro. Ricordo Associazione Treviso Cultura stasera alle 18 al Fogher a Treviso, nella sala conferenze dell'Hotel Fogher, questo incontro importante, la violenza oggi nella famiglia e nella società. Grazie al Presidente dell'Associazione, il Dottor Antonio Foiadelli. Grazie Procuratore, a presto, buon lavoro. Grazie a lei Direttore, buon lavoro a lei. Grazie molte. Ancora cronaca a proposito di violenza, sta facendo discutere il video di una rissa in pieno centro a Padova tra un gruppo di ragazzi. Il consigliere di opposizione Ubaldo Lonardi attacca il primo cittadino Sergio Giordani, chiedendo se è questa la sicurezza che vuole per la sua città. Una rissa in pieno centro con tanto di sedie usate come clave. Ecco il video denuncia che il consigliere Ubaldo Lonardi ha diffuso. I fatti si riferiscono alla serata di mercoledì, poco prima della chiusura dei negozi, davanti al grande magazzino Coin di via Altinate. Ad affrontarsi dei giovani in bicicletta, non si sa per quale motivo. Commercianti e passanti devono schivarli per non rimanere coinvolti. Ma il sindaco deve innanzitutto rendersi conto che la città è ridotta così. Anche le ultime dichiarazioni fatte in Consiglio Comunale, quando abbiamo parlato del Taser, dimostra di non avere questa consapevolezza. Vive in un iperuranio dove dice che Padova è bella e Padova va tutto bene, invece Padova è così. Quando succedono queste cose vuol dire che i giovani, i giovani ragazzi, le giovani ragazze non escono, oppure se escono lasciano in apprensione i genitori. Vuol dire che si limita la libertà di chi liberamente potrebbe e dovrebbe utilizzare delle nostre strade, dei nostri portici, andare nei nostri negozi. Si riduce la libertà. Il sindaco deve innanzitutto rendersi conto di questo, perché ad oggi non è così. 3 anni fa aggredì con una ventina di coltellate una studentessa universitaria che faceva jogging a Marocco di Mogliano. Ieri pomeriggio la sentenza d'appello bis che ha condannato a 5 anni di reclusione l'aggressore, un giovane che all'epoca dei fatti aveva 15 anni. Condanna a 5 anni per il giovane che il 22 marzo del 2021 aggredì a coltellate Marta Novello mentre faceva jogging a Marocco di Mogliano. Nel pomeriggio la sentenza bis della Corte d'Appello, che riformando parzialmente il primo grado ha confermato l'iniziale condanna di secondo grado a 5 anni di reclusione. Lo scorso settembre il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, era stato giudicato capace di intendere e volere dopo una perizia richiesta dalla Corte di Cassazione, che aveva così rimandato ai giudici minorili veneziani la sentenza di secondo grado con cui si condannava l'aggressore a 5 anni. Le motivazioni dell'appello bis verranno depositate tra 90 giorni. La difesa ne avrà poi altri 60 per valutare l'eventualità di presentare nuovamente ricorso in Cassazione. In caso contrario, la sentenza passerà in giudicato. Attualmente l'aggressore, diventato nel frattempo maggiorenne, si trova in Inghilterra, dove aveva raggiunto la madre, approfittando di un errore nella data della notifica del provvedimento amministrativo che nel luglio del 2022 ne stabiliva il collocamento in una comunità dopo l'anno e mezzo trascorso in carcere. Marta Novello era presente in aula con il suo avvocato Alberto Barbaro e non ha commentato la sentenza con la riservatezza finora sempre mantenuto su una vicenda giudiziaria sulla quale spera di poter mettere la parola fine una volta per tutte. In Veneto da dicembre i militari in divisa potranno viaggiare gratis sui treni per garantire la sicurezza. L'iniziativa concordata da Regione, Ministero della Difesa e Trenitalia per aumentare la sicurezza scoraggiando comportamenti scorretti o violenti. Esercito, Marina e Aeronautica Militare. Dal 1° dicembre i militari in servizio in Veneto potranno partire da casa in divisa e recarsi sul luogo di lavoro senza pagare il biglietto del treno. La loro presenza a bordo in divisa dovrebbe da un lato rafforzare la sicurezza percepita dai passeggeri, dall'altro e soprattutto scoraggiare comportamenti scorretti o violenti. Si tratta di personale che sta raggiungendo la sede di servizio e ritorna alla sede di residenza o di domicilio, in quanto tale è praticamente
un cittadino in divisa, ma in quel caso cittadino. Quindi le possibilità di intervento ovviamente sono quelle previste nell'ambito di quelle che possono essere attività di una legittima difesa e di concorrere, di supportare un'attività ma come libero cittadino. L'accordo tra Ministero della Difesa, Comando Forze Operative Nord, Regione Veneto, Regionale Veneto di Trenitalia e Infrastrutture Venete vivrà un primo periodo di sperimentazione dal 1 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025. Ogni 3 mesi verrà attivato un monitoraggio della situazione. I nostri capitreno sono sottoposti ad una formazione estremamente tecnica e anche trasversale per la capacità di saper individuare situazioni critiche. I nostri capitreno, consapevoli del contesto in cui si muovono, sanno che dal 1 dicembre potranno contare anche sull'ausilio e sul supporto delle forze armate. L'adesione dei militari all'iniziativa è facoltativa. Il militare, per poter godere di questo beneficio, deve avere questo modulo da compilare e da fornire al capotreno, quindi prima di salire sul treno. In un secondo momento, come per le forze dell'ordine, avrà utilizzato questa app proprio per facilitare il capotreno a non andarlo a cercare, ma a poterlo chiamare immediatamente e a poter fornire supporto. Gli agenti della Polizia di Padova hanno messo i sigilli ad un locale in zona Portello dopo le numerose segnalazioni dei residenti. Sentiamo Francesco Rattai. Chiuso per 30 giorni un locale in via Belzoni in zona Portello a Padova, cuore della Movida, disposto dal questore Marco Dorisio. La chiusura viene dopo le segnalazioni dei residenti che da tempo denunciavano la presenza di spacciatori nelle vicinanze del locale e come gli avventori con schiamazzi e comportamenti incivili disturbassero fino a tarda notte. Il locale era già stato controllato dalla squadra amministrativa della Questura insieme allo Spisal, l'Ispettorato del Lavoro, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale lo scorso settembre. Erano emerse carenze igienico-sanitarie e irregolarità nell'assunzione di un dipendente. Alla luce di quanto emerso, il Questore ne ha disposto la chiusura per 30 giorni. A Vicenza una buona notizia per i residenti nel quartiere Ferrovieri. Tornano i medici di base nell'ambulatorio di via Fincatto. Andiamo in diretta da Daniele Garbin. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te telespettatori, confermo, proprio siamo nell'ambulatorio in questo momento, potete proprio vedere come funziona in compagnia con me, Patrizia Simonato, il direttore generale dell'Usberica e Giacomo Possamai, il sindaco di Vicenza. E come dicevo un momento importante, storico, dietro al collega ci sono tutti i cittadini che hanno lottato, che sono 18 mesi, diciamo così, che veniva richiesto questo servizio a cui erano abituati e insomma una serie che è stato sostituito con dei servizi, vero direttore, è stato importante. In questo momento ritorna un medico, ma non ritorna più nella configurazione iniziale. Ecco, ci sono dei servizi in più. Sì, allora dall'11 di dicembre ci sarà un medico medicina generale, quindi sarà superata la guardia medica attiva che prestava servizio proprio qui. Avremo quindi un medico come da tanto tempo si è avuto sperava qui presente, 3 giorni alla settimana. Oltre a questo, da maggio abbiamo ulteriori 2 servizi, esattamente un servizio legato che garantisce il supporto psicologico ai giovani e un altro invece servizio che è diretto da un medico ginecologo per assistenza natura quindi ginecologica e anche per l'educazione soprattutto sanitaria alle donne. Ecco, lo diciamo pure che questo era un servizio richiesto ai cittadini, ricordiamo che è un quartiere con una popolazione molto anziana, quasi 4.000 persone, e era importante anche un segnale da dare ai residenti, non è solo un presidio medico. Cosa rappresenta questo per il quartiere e per la città? In questi quasi 2 anni il tema dell'assenza del medico di base, del medico di medicina generale, era la questione più sentita in assoluto in questo quartiere, per cui voglio ringraziare l'ULSS e il suo direttore per aver voluto fortemente riportare qui un presidio di questo tipo. E come avete detto prima, non è soltanto come prima un presidio di medicina generale importantissimo in un quartiere popoloso come i Ferrovieri, ma anche altre specialità, altri tipi di servizio, come si diceva prima, no? Psicologia per i più giovani, ginecologia, quindi quasi una piccola casa della salute dentro a un quartiere importante come i Ferrovieri, e quindi si dà una risposta che i cittadini aspettavano da tanto tempo ed è proprio una bella notizia.
Ecco, ricordiamo che nel frattempo i cittadini erano stati invitati a rivolgersi in altre strutture tamponando, insomma, una di queste sedi era il SIS nel quartiere San Lazzaro. Notizia di oggi che è stato nuovamente vandalizzato con queste frasi Novax. Ecco, che segnale rappresenta questo? Beh, sicuramente sono comportamenti inqualificabili, comportamenti veramente che devono essere colpevolizzati e onestamente sono veramente appunto inqualificabili, non saprei come definirli. Ecco. Direttore, io sono in attesa, se hai domande da fare, io da Vicenza al momento con questa bella notizia è tutto. No, grazie molte. Approfitterei del sindaco Possamai per un breve commento sulla, se può e se vuole, sull'autonomia differenziata che la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionale per l'appunto, ma ha ritenuto illegittimi alcuni dei punti di questa riforma. Certo, Sindaco, allora proprio su questa novità, insomma, quello che riguarda l'autonomia differenziata, ecco, la Corte Costituzionale ha trovato illegittimi alcuni punti e lei proprio di questo argomento, insomma, sappiamo che in Veneto è stato protagonista ed è una battaglia importante. Come valuta, come considera questa dichiarazione, insomma, la valutazione della Corte? Intanto non ho letto la sentenza della Corte, quindi faccio fatica a giudicarla e soprattutto le sentenze non si giudicano, le sentenze si applicano e quindi immagino che adesso il Governo e il Parlamento si metteranno al lavoro per applicare quelli che sono stati i rilievi della Corte. Qualcuno aveva sottolineato che resta comunque una conferma che riguarda la Costituzione, non è stato qualcosa di al di fuori arbitrario. Ecco. Ripeto, non avendo letto la sentenza faccio fatica a esprimere grandi giudizi, non credo che il tema fosse che l'autonomia in quanto autonomia fosse incostituzionale, anche perché è prevista dall'ordinamento costituzionale. Certo che poi l'ordinamento prevede anche modi per applicare ciascuno dei propri articoli e quindi la Corte si è espressa da questo punto di vista, però ripeto, non avendo letto la sentenza faccio fatica a dare un giudizio tecnico, anche perché non sarei sufficientemente autorevole. Penso che il Governo e il Parlamento adegueranno la norma a quello che la Corte ha detto. Perfetto. Direttore, va bene? C'hai precisazioni, qualcosa da chiedere? Beh, Giacomo Possamai è più che autorevole, è il sindaco di Vicenza. Grazie molte, grazie Daniele Garbin e mi pare sia Simone Squarcina per la parte tecnica. Andiamo in pubblicità, poi parleremo ancora di autonomia differenziata e delle ultime novità con il vice segretario della Lega Alberto Stefani. State con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto il vice segretario della Lega Alberto Stefani. Buongiorno a lei direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Bentornato onorevole. Allora la ringrazio, oggi è particolarmente gradita la sua presenza perché cerchiamo di capire che cosa è successo ieri. È arrivata ieri sera la notizia della Corte Costituzionale che ha giudicato legittima la legge Calderoli sull'autonomia differenziata, ma ha precisato che alcuni punti, 7 punti in particolare, sono da rivedere, da ritoccare, rimandando in pratica la palla al Parlamento. Sì, una sentenza che poi leggeremo nel corso dei prossimi giorni, ma che in realtà non ferma l'iter del negoziato. Dobbiamo sempre ricordare che la legge quadro è una cornice, ma che il negoziato tra lo Stato, il Governo e la Regione può tranquillamente continuare. Tra l'altro una cornice sulla quale noi abbiamo cercato di essere più puntuali possibili, anche per quanto riguarda i LEP. Noi potevamo anche non prevedere i LEP e la Costituzione ci avrebbe permesso di esercitare poi le nostre prerogative sul negoziato lo stesso. L'abbiamo voluto fare e lo faremo anche con questi interventi correttivi, ma quello che è giusto che i veneti sappiano è che il percorso dell'autonomia continua, ci saranno dei correttivi da fare sulla legge quadro in Parlamento, verrà fatto, quindi questa
diciamo, polemica un po' strumentale che fa oggi qualche esponente dell'opposizione è assolutamente fuori luogo. Peraltro l'unico risultato concreto di questa sentenza pare che sia che il referendum viene cassato. Questo perché? Perché la sentenza è intervenuta sul testo originario della legge quadro, e quindi cambiando il testo cade anche molto probabilmente il referendum sul quale sono state raccolte le firme da parte del centro-sinistra. Non è più la legge Calderoli in qualche modo, diventa la legge Calderoli, un'altra cosa. è la legge Calderoli sulla quale è intervenuta però la Corte Costituzionale con 7 punti, alcuni diciamo orientativi, altri hanno dichiarato l'incostituzionalità di alcune misure. Questo però non significa che la legge sia incostituzionale, anzi dobbiamo ricordare che la sentenza ha pronunciato la legittimità costituzionale dell'impianto normativo dell'autonomia. Questo insomma anche a smentire tutta quella serie di polemiche che abbiamo sentito nel corso degli ultimi mesi sulla presunta incostituzionalità di tutta la riforma. Noi sapevamo tranquillamente appunto la legittimità di questa riforma, perché è proprio la Costituzione che ci permette di farlo. L'articolo 116, comma terzo, ci dice che la Regione può assumere l'iniziativa di chiedere particolari funzioni, particolari materie nell'alveo delle materie concorrenti tra Stato e Regione. Quindi è quello che abbiamo fatto, sistemeremo qualche punto che la Corte Costituzionale ci ha indicato, ma il processo di autonomia va avanti e soprattutto molto probabilmente non avremo neanche la minaccia del referendum. Ecco, il ministro Calderoli ha detto, proprio ha ribadito che si va avanti spediti intervenendo su questi 7 punti. Tecnicamente cosa deve accadere a questo punto? Diciamo che per riassumere un po' la sostanza della sentenza, poi in realtà ieri abbiamo letto il comunicato stampa, cercheremo di avere la sentenza in mano nei prossimi giorni. La Corte Costituzionale chiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento, sia per quanto riguarda l'approvazione dell'intesa, che quindi diventa emendabile dal Parlamento, sia per quanto riguarda i criteri di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Tra l'altro noi già avevamo previsto che il governo potesse intervenire con un decreto legislativo per quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni e quindi garantire che sia il Parlamento a dare i criteri principali per la determinazione degli stessi. Quindi molto probabilmente sono correttivi che sono facilmente superabili dal Parlamento. Ovviamente aspetteremo la sentenza, ma ad oggi sembra che sia così, e quindi noi continueremo per quanto riguarda già da subito le materie non LEP, che non sono toccate dalla sentenza della Corte Costituzionale, che quindi il cui negoziato potrà continuare nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che siamo già ad una fase avanzata di queste, visto che si è già tenuto il primo tavolo per la devoluzione delle materie non LEP. Si parla in questi giorni di protezione civile e stanno analizzando quelle che sono le funzioni che passeranno dallo Stato alla Regione, poi passeremo alle altre materie e una volta determinati i LEP procederemo con le materie invece attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni. Quindi tra queste c'è anche l'istruzione, che è una, diciamo, delle materie più importanti che passeranno dalla competenza dello Stato alla competenza della Regione. Allora, onorevole Stefani, tante le reazioni, sentiamone alcune. Credo che qui ci sia la reazione di Alice Schlein e anche quella di Matteo Salvini. Sentiamo. Forse è meglio, e magari regalarla a Giorgia Meloni, che se la rileggano insieme. Bastava leggere meglio la Costituzione per evitare questo ennesimo flop con una legge che ha dei profili di incostituzionalità. Solo Alice Schlein. Fammi vedere se per caso, sì, forse c'è anche Matteo Salvini, riesci a farmelo partire? Grazie alla regia, perché ci scambiamo i PC e vediamo se riusciamo. Lo vediamo tra pochissimo, quando ce l'hai pronto mi avviso. Quello di Alice Schlein per capire che non ha ben letto quelle che sono le motivazioni della Corte Costituzionale, che tra l'altro su riforme di carattere istituzionale è spesso intervenuta, quindi non è una novità quella che abbiamo visto oggi. Non ha capito probabilmente che
è una legge che comunque conferma la legittimità costituzionale dell'impianto dell'autonomia e che soprattutto il referendum per il quale lei e il suo partito hanno raccolto le firme molto probabilmente non si celebrerà e quindi i veneti avranno una minaccia in meno rispetto al futuro del proprio territorio e di questa grande riforma che è l'autonomia. Ecco, onorevole Stefani, sui tempi, no? Perché la sensazione dal 22 ottobre del 2017 è che si sia sempre tentato e si sia anche riusciti a infilare non dei paletti ma dei bastoni tra le ruote dell'autonomia differenziata. Tutto questo può portare a ripartire da capo, diceva ieri sera Mario Bertolisti, costituzionalista. Proprio si dovrà aspettare magari ancora molto tempo per definire per quanto riguarda le materie non LEP il problema non si pone e quindi sono queste 9 materie su cui già si sta procedendo con il negoziato. Per quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, il professore ieri si riferiva proprio alla determinazione dei LEP. In realtà c'è con questa sentenza si chiede al Parlamento di stabilire dei criteri direttivi per cui poi si possano approvare i LEP. Quindi lui intendeva dire che anche questa determinazione dei LEP è stata una nostra come possiamo dire, premura maggiore che abbiamo voluto inserire nella legge quadro. Volendo, il percorso di autonomia si poteva continuare anche senza la determinazione di questi livelli essenziali delle prestazioni. Tuttavia, abbiamo ritenuto doveroso proprio garantire questi standard minimi sotto il quale lo Stato non potrà andare. Questi LEP sono i livelli essenziali delle prestazioni, quindi degli standard sotto i quali lo Stato non potrà andare, che devono essere rispettati in tutto il territorio nazionale, e con questa sentenza chiaramente la parte dei LEP avrà la necessità che il Parlamento individui specificatamente quelli che sono i criteri direttivi. È un'alternativa che noi avevamo comunque pensato, che avevamo ideato, però è giusto spiegare ai veneti che le materie sulle quali adesso è aperto un negoziato, su quelle determinate materie la sentenza non dice nulla, perché sono materie che non hanno a che fare con i livelli essenziali di prestazioni e quindi il negoziato potrà tranquillamente procedere a legislazione vigente. Nel frattempo, mentre si determineranno questi livelli essenziali delle prestazioni, cercheremo di adottare i correttivi in Parlamento in modo tale da non perdere un solo giorno in più rispetto a quelli che ci eravamo posti come cronoprogramma e superare quindi questi rilievi che sono stati fatti. Ecco, onorevole Stefani, intanto era partita la trattativa proprio con un incontro l'ultimo incontro tra i governatori e il ministro Calderoli per una delle competenze, cioè la protezione civile, no? Non l'EPABile. Ecco, in questo caso cambia qualcosa? Si ferma? Assolutamente no, anche perché la protezione civile è proprio una di quelle 9 materie di cui parlavo prima, una materia appunto che non ha a che fare con i livelli essenziali delle prestazioni. Tra l'altro siamo già al secondo incontro, se non ricordo male il primo è avvenuto il 4 ottobre tra appunto i presidenti delle giunte regionali di Veneto, Piemonte e Lombardia e il governo. Lo stesso è avvenuto nei giorni scorsi, avverrà nel corso dei prossimi giorni per continuare questo percorso. Poi ovviamente, ripeto, passeremo alle altre materie. Nel frattempo noi cercheremo di fare quello che dobbiamo fare a livello parlamentare, ossia sistemare questa riforma secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, ma lo faremo mentre si determinano i LEP e quindi cercheremo di non perdere un giorno solo rispetto a quello che ci siamo prefissati. Allora, apriamo una finestra sulla sicurezza, in particolare sui furti, perché come sa benissimo l'onorevole Stefani, il Veneto è flagellato dai ladri. Andiamo a Spresiano da Cristian Arboit. A te, Cristian. Okay. Sì, direttore, buongiorno di nuovo. Abbiamo cambiato location. Spresiano, di nuovo finita nel mirino dei ladri, come buona parte dei comuni della Marca, soprattutto in queste settimane difficili di ritorno all'ora solare. Ladri che sono entrati in azione nelle sere scorse in questa zona residenziale. Ci sono diversi condomini, però il sindaco Marco Della Pietra vuole lanciare un appello a questi ladri perché la zona è particolarmente videosorvegliata. C'è una telecamera là e là, io adesso non lo so, ma veramente bisogna essere
o Rambo o non lo so, perché addirittura con la telecamera proprio in bella vista che riprende la zona, dico vabbè, probabilmente il fatto che si è impuniti sempre probabilmente fa anche così, far le cose anche da video sorvegliati. Noi adesso chiaramente le immagini che ci verranno chieste le daremo alle forze dell'ordine, sperando che possano essere utili. Adesso io non lo so, però a Spresiano ci sono 60 telecamere, quindi non ce ne sono 2. Però vedo che anche questo, che una volta comunque era sicuramente un deterrente, oggi guardate la telecamera è lì e non so cosa dire. Proprio perché c'è questo senso di impunità diffusa, c'è anche Giuseppe Mestriner che è assessore alla sicurezza. Tra l'altro ieri sera c'è stato un tam tam sui social e sulle chat di gruppo che avvertiva appunto della presenza di questi ladri in azione. Mestriner. Guarda, noi ci attiveremo sempre di più perché, come lo avevo accennato anche tempo fa, partirà un nuovo progetto per ulteriori ulteriori telecamere, quindi una sorveglianza maggiore del territorio, perché come diceva bene il sindaco, ormai ci sono dei personaggi che ne frega talmente poco anche delle telecamere e entrano in azione lo stesso. Quindi le telecamere sono utili, sono utilissime, però appunto se c'è un senso di impunità diffuso. Sì, allora le telecamere sono assolutamente utili, tra l'altro qua c'è anche Luca che si occuperà personalmente del progetto che stiamo portando avanti con Contarina. Però sì, alla fine se effettivamente vengono presi, vengono portati, vengono identificati e poi il giorno dopo c'è ancora in giro per il paese, dico vabbè, allora facciamo a meno di spendere anche i soldi per mettere su le telecamere, perché a questo punto io non so proprio cosa dire. Giustamente diceva bene Beppi, ok, adesso noi comunque andiamo avanti, perché figurarsi non è che ci scoraggiamo, però è vero anche che attenzione, perché la gente ne ha le scatole piene, ne aveva le scatole piene ieri, c'ha le scatole piene oggi e domani le avrà ancora di più, per cui bisogna stare attenti, perché davvero qua trascendere è un attimo. Noi abbiamo parlato comunque con carabinieri e con le varie forze dell'ordine che già stanno facendo più pattuglie, stanno girando il territorio, però è chiaro che bisognerebbe avere 200.000 pattuglie, insomma, quindi è difficile. Sindaco, grazie mille, grazie Sindaco della Pietra, grazie Assessore Mestriner. Con Simone Merlo ovviamente adesso proseguiamo e cerchiamo di capirne di più anche con le vittime. Per il momento da Via Sile di Visnadello di Spresiano è tutto. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte a Christian Arboit, a Simone Merlo. Onorevole Stefani, parliamo di tante città, di tanti paesi che sono teatro di episodi di violenza, di risse, di rapine, di furti in questo periodo in particolare. A Padova il sottosegretario della Giustizia Ostellari ha invitato il sindaco Giordani a fornire di taser la polizia locale. Sì, è assolutamente una misura di buonsenso. Il taser, tra l'altro, noi l'abbiamo inserito tra gli strumenti utilizzabili durante il nostro governo nel 2018 con Matteo Salvini, allora Ministro degli Interni, e l'abbiamo proposto anche successivamente, ne abbiamo proposto successivamente anche l'estensione per anche sotto i 100.000 abitanti, insomma. Alcuni comuni hanno scelto di non farlo, tra questi Padova. Io credo che Padova versi in una situazione particolare dal punto di vista della sicurezza e della criminalità, anche non solo microcriminalità, per cui il taser sia assolutamente necessario anche a tutela delle forze dell'ordine. Abbiamo visto a Verona il caso diciamo emblematico poi che è purtroppo culminato con la morte dell'aggressore. Ovviamente la dotazione di un taser aiuta a prevenire fenomeni di questo tipo, anche ovviamente aiuta a prevenire anche situazioni tragiche come questa. Serve, noi come Lega apriremo i gazebo per una raccolta firme in città, proprio per chiedere a gran voce all'amministrazione comunale di potersi dotare del taser e di dotare appunto i propri agenti di taser per garantire la sicurezza in città. Grazie onorevole Stefani. Andiamo in pubblicità, 2 minuti con Tony Esposito e Italo Morao in regia. Torniamo subito, state con noi.
Siamo in diretta a Focus TG con l'onorevole Alberto Stefani, vice segretario nazionale della Lega e anche presidente della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo. Un punto su cui ha eccepito la Corte Costituzionale è quello dei LEP. Non può essere più la Presidenza del Consiglio a determinarli, è così? Sì, la Corte Costituzionale in questo comunicato, poi ripeto, leggeremo la sentenza, ci dice che non può essere un DPCM, cioè un decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, a determinare quali sono i LEP e soprattutto quali devono essere questi standard appunto sotto i quali lo Stato non potrà andare. Noi comunque avevamo previsto un'altra strada e questo è agli atti perché la stessa analisi è stata fatta durante appunto l'audizione del Ministro Calderoli nella mia commissione, tra l'altro di cui sono presidente, cioè la commissione bicamerale sul federalismo fiscale, e l'alternativa è quella di un decreto legislativo in cui il Parlamento indichi quelli che sono i principi, i criteri direttivi e sulla base di questa indicazione del Parlamento poi il governo potrà stabilire con decreto legislativo quelli che sono i LEP. Quindi in realtà è una strada che noi avevamo ipotizzato, che percorreremo, che darà maggiore centralità al Parlamento e quindi è una strada che avevamo già messo in preventivo e che molto probabilmente insomma, ecco, adotteremo questa via. È una scelta di carattere tecnico, è una scelta che dà maggiore centralità al Parlamento. Chiaro che un DPCM sarebbe stato molto più rapido, ma non parliamo comunque di un rallentamento significativo, un rallentamento che si può sicuramente aggirare, diciamo, da questo punto di vista con un decreto legislativo. Ecco, poi c'è l'aspetto del referendum abrogativo che a questo punto, essendo stata toccata la legge Calderoli, con tutta probabilità salterà, quindi eventualmente diciamo, i detrattori dell'autonomia dovranno raccogliere nuovamente le firme. Certo, infatti questo è un tema che pochi giornali hanno toccato perché non vogliono forse illuminare, non vogliono dare risalto mediatico ad un autogol che è stato fatto. Perché? Perché questa sentenza è stata emessa sulla base di un ricorso di alcune regioni. Se ci ricordiamo, tra queste c'è pure la Sardegna, no? Che ha fatto molto sorridere perché è una regione che l'autonomia ce l'ha e ha chiesto ovviamente questa sentenza proprio per demolire l'autonomia di altre regioni che ora non ce l'hanno. Ma l'effetto di questa sentenza è quello di intervenire sul testo originario, quindi sul testo sul quale il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una serie di altre sigle, la CGIL, eccetera, eccetera, hanno raccolto le firme. Quindi la conseguenza di modificare con una sentenza il testo, anche se di poco, comporterà il fatto che il testo sul quale sono state raccolte le firme è diverso rispetto a quello attuale, rispetto a quello a legislazione vigente. E questo molto probabilmente comporterà che il ricorso fatto dalla Sardegna demolirà il referendum fatto dal Partito Democratico. Quindi è stato un autogol dal mio punto di vista davvero incredibile, che pochi hanno messo in luce e che sinceramente io sono anche possiamo dire felice di poter registrare, perché insomma ci evita il problema della campagna referendaria, quantomeno il quesito principale, quello relativo all'intero impianto legislativo, e ovviamente di garantire di lavorare con maggiore serenità su quello che è il percorso autonomista che dovremo intraprendere. Ecco, e poi ricordiamo che la Consulta ha ritenuto legittima costituzionalmente la riforma Calderoli, e la cosa che io trovo sconfortante è che si vede sempre che prevale l'interesse partitico ideologico, no? Come anche in Europa si vota contro Fitto perché Fitto rappresenta gli altri e non i partiti che vorrebbero essere al proprio posto. La riforma dell'autonomia è un vantaggio per tutto il Paese, eppure c'è chi, pur di, come dire, fare delle ripicche o affermare le proprie idee, le proprie posizioni, dice mandiamo a ramengo la riforma purché si vinca noi, no? e non gli altri. Questa è la cosa più triste in assoluto. Sì, no? E tra l'altro non fa gli interessi degli italiani, perché poi
questa riforma si inserirà in un più ampio disegno, che è quello del federalismo, del decentramento, del regionalismo, del cambiamento da trasferimento, da una finanza derivata, quindi una finanza locale che deriva da trasferimenti dello Stato a una finanza invece diciamo di primo grado, quindi che interviene direttamente sulla base dell'autonomia territoriale, e che tra l'altro un ragionamento che sui comuni abbiamo già fatto, che stiamo facendo in questi giorni. Abbiamo anche i dati appunto che ci dimostrano il fatto che dove è avvenuto questo cambiamento, quindi all'interno dei comuni dove ci sono già alcune risorse che sono state standardizzate sulla base di alcuni fabbisogni standard, i risultati arrivano perché il comune è tenuto a performare. I primi anni magari ci sono dei problemi perché non riesce a spendere i soldi perché è cambiato il meccanismo, ma già dal 2023 al 2024 abbiamo visto un miglioramento importantissimo e notevole, e quindi questo dimostra che lì dove c'è efficientamento, lì dove c'è un modello di gestione territoriale, lì dove c'è il rispetto del principio di sussidiarietà, lì c'è efficienza, lì c'è spesa buona, non c'è spesa improduttiva, lì c'è la tutela dell'interesse locale dei cittadini. Questo è quello che noi dobbiamo percorrere e questo è quello che un veneto deve percorrere qualora sia chiamato a svolgere un ruolo parlamentare. Onorevole Stefani, grazie molte, grazie a voi. E buon lavoro, ne parleremo ancora a lungo di autonomia differenziata già stasera a Focus. Grazie a Tony Esposito e a Italo Moravo in regia, buona giornata, ci vediamo stasera alle 21:15. Arrivederci.